Lei ha parlato di presunta trattativa. Perché presunta? Oggi il procuratore Messineo ha specificato ancora una volta che trattativa c'è stata. Quale rilevanza e se c'è rilevanza penale è da valutare. E questo è il tema. Mi permette soltanto una precisazione tecnica, perché questo problema si poteva risolvere soltanto sul piano tecnico e bastava il piano tecnico. Stiamo parlando di telefonate intercettate su un'utenza non del Presidente della Repubblica, che non può essere intercettato, non può essere perseguito penalmente, ha tutta l'immunità riconosciuta dalla Costituzione, ci mancherebbe altro. Ma stabilito questo, se un soggetto terzo si trova a essere intercettato e telefona al Presidente della Repubblica, quella intercettazione può essere utile al fine delle indagini a favore del soggetto terzo, contro il soggetto terzo, per scoprire fatti che non riguardano il Presidente della Repubblica. Mettiamo il caso che io telefono al Presidente della Repubblica e dica guardate che ho rubato il Duomo di Milano e l'ho nascosto dentro la mia tasca sinistra. Bene, non varrà per il Presidente della Repubblica, ma varrà per me la mia dichiarazione di aver rubato alla banca, al Duomo e quant'altro. Allora, questa idea... Quindi è giusto che siano state trattate come normali intercettazioni, Presidente? Mi perdoni, sul piano tecnico si tratta di vedere se c'è una norma che vieta o non vieta attualmente che telefonate indirette, intercettazioni indirette, in cui dall'altro capo del telefono ad ascoltare c'è il capo dello Stato, possono avere una valenza probatoria all'interno di un processo. La legge attualmente non c'è, bastava che mandava un messaggio alle Camere il Presidente della Repubblica affinché ci fosse una legge di questo genere, di cui già dal 1997 si discute di questa questione. Lo sollevò il ministro Flick all'epoca con riferimento a intercettazioni che riguardavano il Presidente Scalfaro. Invece, perché io mi permetto di criticare il Presidente della Repubblica, e anche qui lo ribadisco, le mie critiche, perché egli in pieno conflitto di interesse, per una questione che riguarda direttamente il suo operato, perché consiglieri accanto a lui sono stati sorpresi in telefonate con un privato cittadino che chiedeva loro di intervenire direttamente attraverso il capo dello Stato per evitargli un confronto con un altro testimone, quindi per intervenire all'interno di un processo, quindi per una questione così specifica che addirittura però lei Di Pietro insomma sta diventando un po' un'abitudine quella di attaccare Napolitano, no? Ma sta diventando un'abitudine, no, mi perdoni, sta diventando un'abitudine che il Presidente della Repubblica Napolitano, invece di trasmettere alla Camera con un messaggio alle Camere la necessità di fare una legge che regolamenti una situazione attualmente non regolamentata, sollevi un conflitto di attribuzione presso la contigua Corte Costituzionale, i cui membri nella maggior parte, in buona parte li ha nominati direttamente lui, per mettere in condizione la Procura della Repubblica di sentirsi delegittimata. E io sul piano formale non c'è dubbio che egli ha tutti i diritti per sollevare una questione, un conflitto di attribuzioni, ma proprio per questa vicenda che lo riguarda direttamente, che riguarda telefonate che possono spiegare la trattativa fra Stato e mafia. Vorrei ricordarlo, domani, Messineo lo ha ribadito, no? Lo ha detto lei, Di Pietro, esatto. Domani, 20 anni da via D'Amelio. Domani ci sta, lei non lo vuole sapere, ma facciamolo sapere agli ascoltatori. Domani c'è la ricorrenza della morte di Borsellino, che è quella persona che non ci è voluta stare alla trattativa Stato-mafia, e nel mentre lui moriva ammazzata c'erano altre 3 persone che stavano trattando per farla franca. In una situazione di questo genere non ci possiamo nascondere dietro il dito del formalismo, per cui siccome dall'altro capo del telefono c'è il capo dello Stato non possiamo andare a verificare se quella telefonata può essere utile o non utile per accertare come stanno i fatti. Si rende conto della gravità di questo fatto o no? Senta, Di Pietro, ci dica anche, citava Messineo, così gli ascoltatori si fanno appunto un'idea più chiara, no? Citava Messineo che ha detto la trattativa è esistita. Lei nei suoi panni che cosa avrebbe fatto? Nei panni appunto esattamente
le stesse cose. Qualcuno dice a me che siccome io sto difendendo l'operato della Procura di Palermo, io non capisco niente, sono ignorante e non conosco la Costituzione. Vorrei ricordargli che io sto sostenendo la stessa tesi del professor Cordero, che è il costituzionalista professore di diritto di procedura penale sul cui libro ho studiato, e io sostengo la stessa tesi del dottor D'Ambrosi, che era il mio procuratore aggiunto quando facevo il sostituto procuratore. Ora, non mi pare di essere proprio solo nel dare questa interpretazione di merito, ma io quello che contesto non è il merito, è l'opportunità che proprio in relazione a una vicenda così delicata, che richiede nell'anniversario del 20° anniversario della morte che si celebra proprio domani, tu a cavallo di questo evento vai a sollevare un conflitto di attribuzione perché ti senti offeso che qualcuno ti ha sentito al telefono. È la miseria. E che cosa c'hai da nascondere? Se non c'hai niente da nascondere, avrai tutti i diritti costituzionali di questo mondo. Non si arrabbi, Presidente. I magistrati a fare allora, lei domani comunque ci andrà. Aiuta i magistrati a fare il loro lei domani ci sarà, appunto, a Via D'Amelio, non sarà solo, sicuramente, con tante istituzioni. Domani, e purtroppo ci dovremo tappare il naso, perché molti ipocriti ci saranno domani, che diranno che dispiace tanto per quel che è accaduto a Borsellino, però la trattativa fra Stato e mafia c'è stato, e noi vorremmo capire chi dello Stato ha calato le braghe e si è venduta l'anima al diavolo, e vorremmo capirla avendo a disposizione tutti gli elementi probatori, non che qualcuno non si può ascoltare, perché questo ci sembra davvero un atto di arroganza istituzionale. Senta, ci dica un'altra cosa Di Pietro, poi dobbiamo andare a Palermo per un'altra storia, perché arrivano tante notizie lì. Anche Bersani le ha detto sono parole indecenti quelle di Di Pietro, l'ha detto ieri. Foto di Vasto, quindi è foto d'epoca ormai. Risponda con un sì o con un no. Le stesse parole che ho detto io sostengo, ripeto, sostengo l'operato della Procura di Palermo, perché sostengo l'indipendenza della magistratura, come anche il Partito Democratico lo sostiene. Per motivi politici, pensano che tutti attaccando me risolvono il problema. Il problema non è cosa pensa Di Pietro, il problema è se è giusto o non è giusto. A 20 anni dalla strage di Falcone, Borsellino e tante altre persone che sono morte insieme a loro, ancora ci sono persone che si vogliono nascondere dietro il dito del formalismo giuridico, addirittura sbagliando pure ad interpretare la legge, invece di aiutare i magistrati a scoprire le cose come stanno. Questo è il vero dramma, non è quel che sostengo io. Per cui io Però insomma lei ha fatto notizia anche nel citare Borrelli, no? Invitando i magistrati a resistere. È un po' un circolo vizioso quello italiano che dura da 20 anni, no? Torna fuori Forza Italia, riscende in campo Silvio Berlusconi, torna Dell'Utri e torna alla Procura di Palermo, o no? Voglio dire, la Procura di Palermo sta cercando di fare il proprio dovere come cercavamo di farlo anche noi a Milano. Sembra che la colpa sono delle guardie che cercano di scoprire i ladri invece che dei ladri che commettono le rapine. Se qualcuno è innocente, non ha nulla da temere, come succede spesso, i processi è giusto che si fanno, ma è giusto anche che arrivino a conclusione e non che vengano fermati i magistrati prima che possano arrivare a conclusione. Io sono di quest'idea. Sì. Alla giustizia bisogna affidarsi e bisogna avere fiducia della giustizia. Se gli si taglia le ali e si dice che la giustizia non deve fare il proprio dovere perché ci sono i potenti, beh, allora voglio dire, le leggi ad personam l'abbiamo visto già fare a Berlusconi. Non vorremmo vedere fare i provvedimenti ad personam anche ad altre autorità dello Stato.